Categoria E sul miglio, 6 dietro le ali dell'Autostart, 1 Brigante Risaia, 2 Daphne Rock, 3 M Stella, 4 dei Kiri Piz, 5 Evanti Spritz, 6 Eldorado Spritz. Partiti con la velocità dei Kiri Piz che si avvantaggia, ma subisce il rientro di M Stella, che a sua volta è contenuta da Daphne Rock. Daphne Rock conquista la testa, M Stella all'esterno in terza ruota dai Kiri, che sta spendendo molto per portarsi su Daphne Rock. Deve poi desistere e cercare spazio in terza posizione alla corda. Riesce nell'intento e così tutti in fila indiana, e dalla coda muovono Evanti Spritz ed Eldorado Spritz. Evanti anticipa Eldorado, tanto in 400 in 28,6, con Daphne Rock leader. Seconda posizione per M Stella, in terza rimane dai Kiri Piz, poi Brigante Risaia, ancora Evanti Spritz ed Eldorado Spritz, che però per il momento rimangono ancora in coda. 600 intanto svelti in 43,7 e mezzo miglio iniziale che se ne va in 58,3. Ora Evanti Spritz viene anticipato a sua volta dai Kiri Piz, che muove a sua volta sui primi, mentre va in terza ruota Eldorado Spritz dopo 1 chilometro in 1,13,3. Eldorado Spritz insiste nella sua progressione, sopravanza 1-1 tutti gli avversari e si porta a ridosso del leader. A 400 dalla conclusione, Eldorado Spritz in grado di passare in vantaggio. Avanza Evanti Spritz ora, mentre Eldorado ha preso una lunghezza e mezzo di margine su dai Kiri Piz. Evanti non progredisce più, mentre Eldorado si stacca. Eldorado Spritz entra nettamente in vantaggio addirittura d'arrivo, e nel finale allunga per concludere bene, confermando la ottima prestazione di Treviso, mentre sul palo c'è probabilmente foto fra M Stella ed Evanti Spritz, 1,13,2 comunque ragguaglio al chilometro, 29,7 a chiudere. Prestazione davvero notevole comunque per Eldorado Spritz, che era ultimo praticamente, si è sorbito una terza ruota per gli ultimi 700 metri di gara, sfilando in effetti già sull'ultima curva, ma vincendo poi molto bene. Andrea Farolfi in sediolo per conto di Andrea Sarzetto della scuderia Valle Falconera. Per il secondo posto invece ci sarà probabilmente bisogno di fotografia, anche se l'impressione è che Evanti Spritz riesca a mantenere qualcosa su M Stella, ma arrivo serratissimo.